Amici di Sportissimi, adesso ci siamo, adesso è l'ora di assistere a Mistral Palermo e Villauria. Un saluto da Marco Genduso, pronto per commentarvi appunto questa incredibile partita valevole per i playoff di Serie B calcio a 5, gara di ritorno. Ancora siamo accompagnati dalla musica, quindi siamo in buonissima compagnia, come sempre qui la musica è tanta, fa compagnia, è bella soprattutto e serve tanto ai giocatori che scenderanno in campo per motivarsi, per avere quella forza in più, per andare su tutti i palloni, perché adesso la posta in palio è veramente altissima. Oggi non si può sbagliare. Mistral Palermo, Villauria Monreale, questa è la partita. Adesso appena terminerà anche la musica, noi inizieremo con le nostre classiche statistiche, parleremo della gara di andata, ma non solo, perché intanto entrano i protagonisti di questa sfida, ecco le due squadre. Completo nero per il Mistral, ecco, per blu invece per il Villauria Monreale, con i due capitani che hanno anche una dedica speciale, dei capitani Marco Torcivia con la maglia numero 7 e con l'8 Salvatore Cassata. Una bellissima dedica quella. Adesso i nostri pensieri vengono messi in due, salvano di tutto, a 13 sono vicini alle loro famiglie e stiamo alla stessa quello. Buon applauso. Il giusto saluto effettuato dallo speaker della squadra di casa. Poi i tre arbitri, oggi diamo anche il nome: Antonino Mandaradoni di Soverato, Maurizio Barcio di Cosenza e il crono Claudio Martinico di Marsala. Queste dunque le scelte della federazione. Continua e ritorna la musica come sempre, potentissima alle nostre spalle per accompagnarci a questo match. Stretta di mano con tutti i giocatori. Vi avevamo promesso le statistiche, adesso le richiamo chiaramente. Aspettiamo che un attimo la musica si abbassi un po' per raccontarvi quella che sarà questa partita. La palla è già a centrocampo, adesso scopriremo anche i quintetti iniziali di entrambe le formazioni, ma ne approfittiamo perché dobbiamo parlare un attimo della gara di andata. Vittoria delle Mistral in trasferta, risultato di 3-2, una gran bella partita, quella degli uomini di mister Marco Cappello che hanno avuto la meglio sul Villauria. Si sono già affrontati in più di una occasione, ma nel frattempo faccio vedere anche la tifoseria del mister perché credo ne valga la pena con questi giochi di luce, insomma, dei fuochi bellissimi. Purtroppo non si vede benissimo la coreografia, però vi raccontiamo da qui, è veramente molto molto bella, ma lo sapevamo oggi, insomma è una gara molto importante. Vediamo il Villauria subito, scava tra i pali, vediamo anche Cassata in campo, dovrebbe andare anche Giannusa al primo, così come Gian Grande, dovrebbe essere queste le 4 scelte, ne manca una, ora la conosceremo. Dall'altro lato invece vediamo Rizzo, vediamo Dorio, vediamo Muro e vediamo anche Di Maria tra i pali di Liberto. Vi mostriamo lo scoreboard, il risultato è chiaramente di 0-0. Dicevamo partiamo all'andata perché l'andata, ecco, ne cava uno, era Giannola, chiaramente da pivot. Diciamo l'andata è terminata con il risultato di poteva fare un cambio, non parte Dorio, ma parte con il numero 18 Machado Radaegli. Questo dunque il quintetto iniziale con Radaegli centrale, Di Maria dovrebbe agire credo a sinistra con Rizzo pivot e Muro laterale, però vediamo adesso la posizione di Di Maria che sembrava al centro, infatti va lui a fare il pivot. Dall'altro lato invece Giannola con Giannusa, Cassata, Gian Grande e Scavo, dunque due portieri molto molto giovani ma ben conosciuti nell'ambito del calcio a 5 federale della Sicilia, con Di Liberto e Scavo che sono
sicuramente tre portieri da tenere d'occhio, non soltanto per l'età, è la qualità che chiaramente parla per loro. Classe 2006 di Riberto, 2007 Antonino Scavo. Nel frattempo è tutto pronto con le due panchine, stanno sistemando, parte fuori Torcivia, parte fuori anche Dorio, forse quella su Dorio un po' ci aspettavamo meno, partisse fuori, aspettavamo partisse dal primo. L'altro lato già si sta riscaldando, è già alzato Badalamenti, probabilmente vorrà subito far sua la gara, così come la Barbera, anche lui è un altro giovane. Al Villoria ne ha tanti di giovani che stanno facendo benissimo in questo campionato, è un po' il lavoro da parte della società che punta tanto sui giovani e lo sanno molto bene, giovani che non giocano soltanto per l'età ma giocano per qualità. Intanto inizia la partita ma c'è anche un minuto di silenzio. Applausi meritatissimi per ricordare purtroppo la strage di Monreale in questi giorni in tutte le pagine di cronaca, insomma abbiamo letto tanto, un giusto riconoscimento per omaggiare le tre vittime. Intanto si ritorna in campo dove con Giangrande e Giannosa che cercano subito di dialogare a vicenda con Cassata che libera Giannola, scambio Giangrande, Giannola buca la conclusione, poi Di Maria è molto bravo a respingere. Adesso vediamo Di Maria laterale, partito da pivot, un po' ce l'aspettavamo che facesse poi lui il ruolo di laterale, ci aspettavamo facesse il pivot titolare, infatti è lui che in questo campionato ha fatto tanti gol, ovvero Muro. In questo momento prende nuovamente Di Maria, giri da pivot, dunque Giangrande, tacco, Giannusa alza il braccio, ricordiamo sono previsti 2 tempi da 20 minuti, tempo effettivo, dunque di conseguenza ogni volta che il pallone termina fuori c'è un'interruzione, il gioco viene fermato. Giannusa fermato per la regolata, Di Maria che subito scusa, palla dentro a cercare proprio Giannusa, che è Giannusa che ci aveva provato, palla fuori, dicevamo 2 tempi da 20, tempo effettivo, ogni volta che il pallone termina fuori ci sarà il tempo che verrà fermato, di conseguenza niente interruzioni, niente momenti morti, soltanto ritmi alti e spettacolo. Rizzo, controllo da parte di Muro che subito schiera il pallone su Radaegli e poi Rizzo e ancora Radaegli. Si ritorna da Filiberto, rischia un po', poi Muro, pressione alta di Cassata che scivola, mette dentro, l'anticipo per passare, ma mette dentro, Giannola dentro il gol! Non è gol, sembra una gol perché con Cassata che si è divorato un gol praticamente fatto, abbiamo già ripetuto il gol, ma non è così, la palla non è entrata, ha sbagliato, ma che azione di Villoria subito! Molto attiva. Giannusa dialoga, Giangrande apre ancora dentro il secondo palo e Radaegli questa volta è perfetto, però la squadra che non è partita benissimo. Al momento un Villoria che sembra avere più motivazioni e lo sta dando, lo sta dimostrando soprattutto in questi primissimi istanti. Calcio d'angolo, Giangrande calcia forte, forse un po' troppo. Di Maria, Rizzo, si parte dal basso, c'è il taglio, preferisce però andare da Muro, un appoggio più sicuro e più semplice. Di Maria punta l'uomo, Rizzo, buon lavoro da pivot, calcio di punizione, fallo. E dunque calcio di punizione con Rizzo, vedete ci sarà uno schema, così invece calcerà in porta. Credo che da lì si possa anche cercare uno schema, perché
presenza è tanta, non tantissima, ma c'è. E Scavo comunque è un portiere che è molto bravo anche da fuori. È uno schema per la conclusione di Muro. Ci aspettavamo effettivamente questo tipo di esito. Cassata, c'è vicino a lui Giannusa, vediamo se lo serve, infatti con il tacco va proprio da lui. Giangrande, Giannusa, ecco a liberare Giannola, cerca il taglio dentro, Di Maria tocca con il tacco, poi Rizzo si lotta ancora per la conclusione di Giannola e viene murato da Di Maria, ma è un assedio del Laurea, riceve con il pallone Muro, ancora si dice ora calcio esterno della rete, ma adesso si fa vedere anche il mister ed è calcio d'angolo. Scavo dice di no, veramente vicino l'arbitro. Corner. Corner, Rizzo va sul sinistro, si libera, poi scambia con Di Maria, vede che non c'è spazio, dunque Radaegli per Muro. Rizzo, ecco Muro. Di Maria, bello qui a calcio, punta Giangrande, poi torna dietro saggiamente da Muro. Si chiama un'uscita, un'azione. Di Maria, Rizzo, Giannola va subito forte, ma Rizzo va meglio, con buon lavoro, guarda la porta, ci pensa un attimo, poi non vede spazio e torna dietro, per Cassata subito pronta a pressare, poi la pressione del Villare è ottima e di conseguenza rimessa laterale. Queste due squadre sono già affrontate, dicevamo 3 volte, una la settimana scorsa, playoff 3-2 per il Mestral, ma in campionato una vittoria a testa, un successo all'andata per il Mestral, 5-3 proprio in questo campo, invece a Paolo Bosco è stato il Villare a vincere, con 8-7 poi il Villare, ed è fallo, tocco con il braccio, nel frattempo è entrato in Badalamenti, è uscito Giannusa, questo quindi il cambio subito battuto dalle parti di Giangrande, però bisogna aspettare un attimo. 0-0 il risultato quando sono passati poco più di 4 minuti, ne mancano 15 e 21, sono alzati già diversi uomini, Torcivia uno di questi, Cascino, anche Napoli si è alzato, chissà che non effettuino subito di cambio. Schema, Giannola, spalle alla porta, Cassata, guarda il compagno, vede Giangrande, fischi da parte del Mestral, non va a Di Maria, poi la tocca Giangrande, tacco in anticipo Giangrande, e uno scontro con Muro che non accetta però le scuse. Giangrande è andato forte sul pallone, poi probabilmente nel modo di toccare la palla si sono scontrati vis-à-vis Di Maria. Muro sbaglia il dribbling e fallo su Giangrande. Picciollo anche per lui. Subito cambio, fuori Muro, dentro Napoli. Mister Capelli capisce le difficoltà. E dopo non cambio, fuori anche Di Maria, dentro Cascino. Adesso è entrato il pivot titolare, lui che ha fatto tanti gol quest'anno. Venne 17 in stagione, grande annata per lui. Giangrande, tiene il pallone, Cassata, Giannola, si torna dietro nuovamente da Cassata, fischi del Mestral, Badalamenti, ex Mazzara ricordiamo. Salvatore Cassata, avanza lui, Giangrande, quando mancano 14 e 32 secondi, gira il palla a lungo dell'Evil Laurea, che avanza sempre con Giangrande, vuole un movimento di Giannola che però non glielo stava concedendo, e infatti è lo stesso numero 10 a indicare col braccio, a dire vai lì, Giannola si gira, attacco, Cassata! Ed è vantaggio 0-1 per il capitano, chi se non lui, Cassata.
non aveva colpito l'andata, colpisce adesso al ritorno, il secondo è più importante. Nel frattempo dentro Marco Torcivia, uno dei giocatori più attesi questa serata alle Palaoreto di Palermo, con tanti tifosi, lo sapevamo, ce l'aspettavamo un po'. Cascino, Radaegli, Torcivia, Crezza del sinistro, imbucata e Scavo blocca, con Badalamenti che se la prende un po' con Gian Grande, dice chiamamelo prima probabilmente l'uomo. Cassata ha sbloccato lui con la punta, Giannona punta l'uomo, ma sul mancino cerca il pallone dentro, Cassata ancora del lavoro di Napoli e poi Deliberto esce come sempre tra i pali, allarga Torcivia per puntare l'uomo, Torcivia adesso sinistro, va sul destro, Scavo e fa Torcivia col sinistro a battere il calcio d'angolo, libera Napoli, aggancio, esce pressione Giannona, poi c'è Badalamenti, cerca invece la punta da Egli, Napoli e poi ribattuta di Badalamenti, calcio d'angolo ancora e il Nestol vuole fare la partita, non l'ha fatta nei primi set di gioco, l'ha fatta per Villaure però. Torcivia punta l'uomo, Cascino, Scavo la tocca, poi Napoli vuole ancora una deviazione ed è così, calcio d'angolo. Nel frattempo Giannusa si alza dalla panchina, forse vuole entrare, forse è lui il prossimo a fare l'ingresso in campo. Ma calcia Torcivia subito, insomma Torcivia è partito bene oggi in campo, è entrato subito con tanta voglia di fare, grande annata ancora in zona gol per lui, intanto Giannusa è entrato in campo al posto di Giannona, infatti fa tanti cambi mister Gallo, veloci, rapidi, non vuole perdere ritmo, vuole sempre giocare lungo, vuole sempre giocare sulla velocità, intanto fuori da lei, dentro Roberto Dorio. Torcivia. Napoli. Torcivia, Dorio. Aggancio felpato da parte del 4, Napoli si fa vedere Torcivia, non lo serve, preferisce ritornare da Dorio e apre benissimo per Cascino che può puntare Cassata, Cascino destro-sinistro, sceglie il destro, poi Dorio nuovamente, Cascino impatta malissimo, palla fuori. In campo adesso Cascino, c'è anche Torcivia, manca Muro che è il capocannoniere del mister di stagione, 23 gol, anzi 21 gol, c'è però il capocannoniere in realtà che è Torcivia con 23, grande annata come sempre da parte del capitano, diciamo che dal punto di vista dei gol non delude mai, nemmeno nelle prestazioni chiaramente. Napoli può puntare la difesa, c'è sia Badalamenti che Giangrande, con Giangrande che fa cenno a Badalamenti di andare dietro, Dorio, Torcivia, Cascino avanza con la sua, la palla incollata, Dorio si cerca le sue geometrie, Torcivia spinto un po' da Carmelo Giannusa, Torcivia imbucata, Cascino lascia lì, Torcivia e palla deviata ancora da Cassata, che partita da parte del numero 8, Dorio, Napoli, Dorio ancora, guarda la porta, deviazione, calcio d'angolo, non lo tocca Scavo, ma ci sono deviazioni prima, si cerca il gol e sicuramente Torcivia è uno di quelli che ha un po' più di gol degli altri rispetto a, veramente numericamente parlando, 23 gol in stagione, un'annata di B, insomma Torcivia è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Subito cerca ancora la porta, viene spinto via dal fisico scaricante di Badalamenti, rimane lì la palla, Cascino ancora, guarda la porta, poi ancora il tocco morbidissimo, il capitano Torcivia, palla fuori, ma adesso il mister sta crescendo e lo fa vedere. Scavo, va lungo, Dorio in anticipo, Torcivia, intervento di Badalamenti.
palla che viene restituita, bel gesto da parte di Napoli. Torcivia recupera palla ancora su Torcivia, Scavo. Sarà quindi calcio d'angolo ancora. Ma di ritorno Dorio va giù, Napoli, ma predito di gara non c'è nulla, si continua, però rimessa la battuta decisamente dietro. Scavo si gioca con il quinto di movimento adesso, con Scavo che si era alzato un attimo, adesso invece è tornato dietro Francavilla, appena entrato anche lui, numero 26, molto giovane ma c'è un'annata da segnalare per lui, come tanti gol, belle giocate e non solo. Dorio, Torcivia, punta all'uomo, va a fare blocco Napoli, imbucata centrale Cascino, Torcivia, va alla porta, ci pensa un attimo, poi si ferma, vuole Napoli, un appoggio più semplice, poi Francavilla a pressare, Napoli lo sceglie di puntare sulla velocità, lo stesso Francavilla però è molto bravo, concede la rimessa, per lui 19 gol, campionato, annata super per un giocatore classe 2006. Napoli passa Torcivia, che forse Cascino voleva quel pallone e sarebbe stato anche giusto darglielo, perché era solo sul secondo palo, una palla che stava quasi per passare. Torcivia invece ha cercato la potenza, ha cercato di fare tutto solo, questa volta non è andata bene, però il Mesa sta continuando ad attaccare. Badalamenti, l'anticipo, bel lavoro, poi lascia lì la palla, Napoli carica! E la palla esce fuori veramente di pochissimo. Sembrava gol da qui. Intanto fuori Napoli, dentro muro. L'unico ammonito. Badalamenti, si complica la vita. La ruba Cascino, poi Badalamenti la tocca per ultimo. Torcivia, bella giocata, Torcivia ancora, danza sul pallone, ti dimentica l'ultimo tocco. E Torcivia! Non c'è nulla. Giangrande, fermato! Si lamenta tanto Torcivia, voleva un fallo su di lui precedente, non però per il direttore di gara che invece fischiato quello su Giangrande, che prima vede bene il dribbling sul muro, poi fallo successivo. Intanto fuori Torcivia, dentro Rizzo, tirato in campo anche Esposito. Francavilla va giù, Giannola è entrato per Badalamenti, Cassata, Giannola, buon lavoro di Dorio che adesso inizia la sua sfida personale con il 17 avversario. Poi Muro rischia tanto in dribbling ed effettivamente perde anche la palla, era difficile ma guadagna comunque la rimessa. Dorio, rilancio precisissimo sul petto di Esposito che lotta con Giannusa ma non ha la meglio. Cassata, Giannola sbaglia il tocco, Dorio di testa, mette giù Muro, cerca una delle sue giocate, deve accendersi il numero 8, sappiamo chi lo può fare, per lui 21 gol in stagione. Giannola è molto bravo in pressione perché anche se è un pivot è un giocatore che fa tanto quel lavoro. Ora non è lui il pivot, è un po' laterale in questo momento, però il ruolo è quello. Rizzo, Muro, Dorio, si gira Esposito, non ha spazio, infatti si deve appoggiare il dito da Dorio. Rizzo con Francavilla vuole sfruttare il fisico, poi Dorio per il dribbling, ottimo, forse ci sarà il fallo proprio di Giannola. Si torna dietro, Cassata, Giannusa getta il pallone lontano,
direttamente però dalle parti di Diliberto. Dorio. Sono 3-1 al momento, vediamo se ci sarà tempo e spazio per un tiro libero, chissà. Intanto Conco se la fa ripartita, è ripartita! Risultanza di Esposito con rabbia anche Dorio, è potentissimo da fuori, e poi Esposito è più veloce ad andare il tapino. La ripresa il mister meritatamente, stava effettivamente attaccando tanto. È un gol che arriva forse nel momento più giusto. Poi Cassata si concede un dribbling molto complicato ma anche ben fatto. Poi Francavilla, il fisico di Muro, che giocata, e sul mancino Muro calcio! E Scavo non la tocca per poco, ma che giocatore Muro! Insomma, diciamo che oggi i numeri 8 sono veramente tanto forti, perché da un lato Muro, dall'altro Cassata stanno facendo partite ottime, però poi vorrei sottolineare anche l'ingresso di Dorio, che da quando è entrato non ha praticamente permesso nessun attacco, in questo Scavo rischia tanto, sulla pressione di Esposito. Diliberto quasi da difensore, Giannola per Francavilla, autore di uno dei 2 gol del Villoria nella gara di andata. Cassata libera Francavilla che guarda la porta imbucata, Giannola si gira col tacco, Francavilla ancora in mezzo a due, prova a sbucciare, non passa, Diliberto blocca e poi riparte sempre con le 3 piedi e chiama giallo per Giannusa. Con quel dribbling Muro già più volte che va via, questa volta Giannusa deve spendere il giallo, giustissimo, ma anche corretto, perché da lì, insomma, farlo passare non è mai un'idea corretta, meglio ovviamente fare fallo. Sarà quindi calcio di punizione, conteggio dei falli è 3-2. Ne approfitta anche per bere un attimo, Muro, credo anche meritato. Intanto in campo Rodaegli al posto di Dorio, intanto Rizzo va giù, non c'è nulla. Sull'intervento di Giannusa sul pallone, guadagna anche la rimessa, ottimo qui la sua chiusura difensiva. Giannola prova a girarsi, questa volta Rodaegli non gli concede quel tipo di appoggio. Nel tempo Di Maria si riscalda, palla che passa, Francavilla, Giannusa punta all'uomo, finta, va sul destro, può imbucare Francavilla dentro, Giannola! E se lo divora incredibilmente Giannola. Meglio di rigore in movimento, e qui lei dice a Rizzo testa. Muro, punta Francavilla, vediamo se le salta. Decide di tornare dietro da Rizzo, ancora da Muro. Ha fatto un inizio del primo tempo forse non positivo, poi è salito in cattedra, infatti lo fa ancora. Palla per l'appoggio su Esposito che non riesce a calciare con totale pulizia, poi Giannusa ancora, e poi Rodaegli esulta come un gol. Francavilla imbucata, poi palla dentro, sbagliata, riparte Muro che è tanto veloce, con Cassata, Scavo però. Forse uno dei primissimi scontri tra Muro e Cassata, perché solitamente uno gioca al centro e l'altro gioca più laterale. Intanto è in campo anche Di Maria. Rizzo imbucata per Muro, Di Maria ancora al posto di Esposito. Muro se la costruisce, poi va giù, non c'è nulla, si continua, poi Giannusa sbaglia il passaggio e prova Di Maria a riconquistare. Di Maria ancora, può calciare! Esultanza, questa è l'emersione di critiche.
Ha decisamente ripresa il Mistral, sotto di un gol all'inizio, poi 2 reti che stanno aiutando nel risultato. Ricordiamo che in caso di vittoria del Villauria per un gol di distanza, quindi potenzialmente 3-2, 4-3, 5-4 e così via, se andiamo ai tempi supplementari 5 minuti per tempo, e poi in caso di ulteriore parità sarebbe il Mistral a passare al turno successivo ai quarti di finale. Adesso chiaramente invece di gol sarebbe chiaramente il Mistral. Rizzo, bella giocata con la suola, poi libera da Radeghi, poi Di Maria, adesso gioca benissimo il Mistral. Rizzo lo guarda Giangrande attentamente, non vuole concedere spazio, ma Rizzo se lo prende comunque da solo. Di Maria torna dietro. Di Maria col braccio Giannola. Quindi rimessa con Rizzo velocemente da Radei. Avanti Francavilla, ancora non è entrato la Barbera. Dei giorni più interessanti, poi scavo sul tiro di Cascino improvviso. Non ci aspettavamo forse quel tipo di condizione lì con il sinistro da parte sua. L'ha fatta. Palla che rimane ancora lì dopo il tentativo di Radei. Giangrande esce bene, poi Francavilla, punta, lo passa Francavilla, scivolata di Rizzo. E poi sbuffa un po' per darsi carica. Nel frattempo piccolo time out quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. 2-1, gara veramente tanto divertente, ritmi bassi praticamente mai nulli, potremmo dire, però ci sono ancora tanti giocatori che non sono entrati e che potrebbero dire la loro. Ne diciamo qualcuno. Partiamo dal padrone di casa, Napoli, che ha giocato poco rispetto al minutaggio solito. Torcivia ha giocato anche poco ma ben fatto in quei minuti concessi da mister Cappello. La Toto invece Villauria ha giocatori come Orlando, giocatori anche come la Barbera, per lui 14 gol quest'anno, insomma giocatori che fanno gol, giocatori molto rapidi e nell'uno contro uno preparati, potrebbero dire sicuramente la loro, potrebbe dire la sua anche in realtà Giuseppe Di Dio, il più grande oggi in distinta, classe 78, ma ancora tantissima voglia di fare, e potrebbe dare un po' di ordine al centro, anche per dare forse quel pizzico di freschezza, perché Cassata non è uscito praticamente mai, è in campo dal primo minuto e mi sento di dire che sia anche corretto, vista la partita che sta facendo. Vediamo se torna in campo, rivediamo Torcivia, quindi Torcivia, Cascino, Radaegli e Di Maria con Di Liberto ai 3 pali. Invece partiamo da Scavo con Giangrande, Cassata, Giannola e Francavilla. Cassata, Giangrande, lo schema per liberare il passaggio su Francavilla con Giannola che stava andando al centro. È una tattica che più volte in realtà Villauria ha fatto, ha portato anche a delle situazioni, perché Giannola proprio così in precedenza ha avuto un'occasione gigantesca. L'anticipo di Radeghi, che sta giocando una grande partita. Di Liberto, Cascino prende posizione, ma si torna da Torcivia. Taglio Torcivia di prima, 1-2, ancora Torcivia! Scavo, questa volta l'ha graziato il capitano del Mistral, si riparte in contrevede con Giannola, doppio passo. Attende arrivo di Cassata, preferisce a palese su Giangrande, palla ancora dentro di Francavilla, deviazione, calcio d'angolo, no, rimessa laterale, ma zona prettamente offensiva. Cerca una deviazione, non c'è nulla.
da Torcivia, lui che ha avuto la possibilità di realizzare il 3, ma non c'è riuscito con scavo attentissimo. Di Liberto sbaglia tanto Fedez. Torcivia, bello qui l'aggancio, poi sbaglia il passaggio anche lui, Cassata, libera Giannola e poi Torcivia ancora, lascia lì la palla, Cascino, tunnel su Giannola, poi Napoli è entrato adesso, Napoli, palla che passa Napoli! Soltanto esterno la rete con Francavilla che si è scontrato con Scavo. Cassata centrale, sbaglia, Napoli si gira molto bene, Cassata non fa fallo però, secondo ma potesse esserci, Cassata ancora libera, il pallone per Rebelli che setta sempre quasi come se fosse un gol, in una prima volta che lo fa, non è nemmeno la prima volta che fa delle belle chiusure. Fuori Francavilla, dentro Giannusa, questa è un po' l'esperienza, parte sua dell'11, Giannola con Radaegli, Giannola, palla che passa ancora, Giannola libera, ma ancora il palletto del 2-2, l'ha ripreso il Milan. Questa è una partita che è destinata a non finire mai. Quando Giannola è solo e libero per controllare quei palloni e fare sponde, è sempre un problema per il Mestral. E infatti mister Cappello cosa fa? Decide di mettere in campo Roberto Dorio per limitare quel lavoro da pivot che Giannola, nonostante il fisico forse non eccelso, è un giocatore che quel ruolo lo sa fare benissimo, perché si mette lì col baricentro basso, non lo sposti praticamente mai, ha un grande passaggio, forse sbaglia sotto porta, in precedenza l'ha fatto, però come assist è incredibile. Cassata, si riparte dunque con Giannusa, ha doppiato ma giù Napoli, questa volta gioca fermo. 3-3 i falli, 2-2 invece il risultato. Partita bellissima al momento tra Mistral e Villaurea. Gara che ci sta veramente raccontando tantissimo, non ci stiamo annoiando. Nel frattempo fuori Napoli, dentro Muro. Gioco fermo, manca 1 minuto e 9 secondi, manca veramente poco, 70 secondi, dunque alla fine del primo tempo, 2-2, ma una gara che, abbiamo detto, non è mai banale, è un derby cittadino, una partita importante, è un playoff per salire di categoria, siamo in Serie B, siamo soltanto agli ottavi, nel frattempo palla fuori, o forse fallo, non si è capito molto bene. No, palla fuori, quasi no, fallo di Dorio, una spinta, intanto Giangrande riceve la palla, Dorio lo porta direttamente all'uscita, dicevamo, è un playoff, un ottavo di finale, la posta in palio sono i quarti, c'è ancora tanta strada da fare, ma chiunque passi, insomma, sono sicuro che si farà valere poi al turno successivo. Torcivia, Muro, Dorio, c'è l'inserimento di Torcivia, punta Cassata, libera invece Muro, vediamo se torna nuovamente da Dorio, infatti questa è la scelta, sempre Dorio, tocco da Muro, si gioca anche un po' col cronometro, mancano 24 secondi, non è come chiaramente nel basket dove c'è la regola dei 24 secondi, in cui bisogna effettuare un attacco prima dei 24 secondi, in questo caso si può tenere la palla quanto si vuole, e Dorio però non ci pensa a tenerla, prova invece una conclusione quando mancano 11 secondi e credo che invece Milano gestirà per andare così all'intervallo sul risultato di 2-2. Vediamo. Badalamenti, sono fermi tutti, Giangrande, Badalamenti cerca la porta direttamente da Di Liberto che blocca, respinge e così termina anche il primo tempo. 2-2 dunque tra Mistral e Villaurea, una partita bellissima. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui in esclusiva su Sportissimi, perché solo qui potete vedere il secondo tempo della sfida. A dopo!
Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 25 del Girone A di Serie C2 che vede scendere in campo Futsal Emieri, padroni di casa, e Palermo Futsal Club, anche probabilmente proiettato su quello che sarà il futuro della prossima stagione. Inizia anche il match dunque con il primo tocco di La Fiura verso Chinnici e Sujan. La Fiura si inserisce su Gian, tacco di ritorno, La Fiora, Renicella, ecco la prima parata, ma che palla di Sujan. Poi Sujan, in mezzo a due, Chinnici ancora spazza male, palla che rimane lì, Naccari, la tiene, può calciare Naccari, Calè, poi Pera ancora Pera, e la sblocca, Pera fa 1-0. Va Naccari dunque a battere, battuta corta, Parisi, Guglielmini, gioca Cali ancora, ed è 2-0 Emieri. Fiorentino, salta l'uomo, Fiorentino, palo, si è acceso Emanuele Fiorentino, becca subito il palo. Sciacca, libera Guglielmini, ancora è veloce, Guglielmini, e fa il terzo con la punta, e fa il terzo, 3-0. Finicella, un 3 contro 1, Sciacca ancora! E segna il Sciacca, fa 4-0. Fiorentino, La Fiura ancora, Gennaro dentro per Farina, se lo divora, palla che rimane lì, Franco ancora, Farina, poi c'è Mitaro, Parisi può calciare verso la porta, non la trova, Parisi, La Fiura ancora, Gennaro va giù, e qui forse ci sarà il fallo, si continua, Franco! Gol di Nazareno Franco, 4-1, è rimasto giù Gennaro, forse c'era il fallo, come poi Gennaro ancora, Franco, flipper, Renicella, si cerca uno spiraglio, non c'è nulla, lo difende benissimo la squadra di Mister Gritto, poi palla che passa Franco, Gennaro! E adesso passa il pallone, lo passa Franco, lo segna Gennaro e fa 4-2. Ma Gennaro invece lascia alla Fiura che calcia Renicella, poi la Fiura ancora, palla che passa e Paresi sulla linea. La Fiura dentro Gennaro di prima, Gennaro ancora, Gennaro! Passaggio perfetto di Franco ancora, 4-3. Oggi 2 gol, una gran bella partita in generale. Chinnici, Vivarelli può calciare col senso palo, Renicella! E poi Gennaro! La tripletta personale! La conclusione perfetta di Vivarelli, perché arriva il pareggio di Gennaro, 4-4. La conclusione veramente per pochissimo. Sciacca, Chinnici ruba la palla, Gennaro può calciare, allarga, Chinnici ancora salta l'uomo, Chinnici dentro, Gennaro! E 4-5, il Palermo Futsal Club non vuole mollare e lo dimostra con il poker di Gennaro che si riprende i suoi compagni, si riprende la maglia del Palermo Futsal Club. 4-5. Conosceta, però era molto vicino San Martino, fa una bella mano su Sciacca, poi fallo. Naccari, potentissimo, però respinge San Martino, poi Ciara Mitaro. Poi Naccari! Tutti controtempo, soprattutto San Martino, ed è 5-5. La ripresa Naccari, che esulta con i compagni. Su Gian, La Fiura, Franco mette dentro Gennaro, aggancia, Gennaro! Ancora Gennaro! Ne fa 5 da Gennaro, 5-6. Sciacca potrebbe cercare la conclusione, non lo fa, Parisi lo fa adesso, finta, va sull'interno, Parisi! San Martino! Che cosa ha parato Giovanni San Martino? Un gol che ha fatto qui in questo campo in coppa, perché invece pressione altissima, non c'è nulla e va bene così! Il Palermo Futsal Club vince nonostante il grandissimo svantaggio con il risultato di 5-6 e continua il sogno della formazione di Mister Gentile, continua almeno per un'altra settimana.
Siamo tornati per commentare questo secondo tempo, prima frazione bellissima. Non ci siamo annoiati nemmeno per un istante, ma dubbi credo che non ce ne fossero. Vediamo anche un qualcosa di più perché a telecamere spente, o meglio, durante l'intervallo, il primo ad entrare in campo chi è stato? Muro. Qualcosa vuol significare che quando entri per primo al secondo tempo, dall'intervallo, insomma, vuol dire soltanto una cosa, ovvero voglio giocare, voglio segnare, voglio vincere. Questo è sicuramente il pensiero di Muro, che è uno dei giocatori migliori in campo, uno dei più positivi anche in questa meravigliosa serata. Forse un inizio non esaltante, poi piano piano è salito nella sua prestazione ai livelli che chiaramente conosciamo tutti. E potrebbe conosciamo anche i due quintetti, perché c'è Gio tra i pali, anzi no, c'è Di Roberto, chiedo scusa, chiaramente, poi c'è anche dall'altra parte Scavo, poi come centrale Dorio da un lato, dall'altro invece sempre il solito Cassata, 2 gol per lui, è partita eccezionale. Poi continuando, Giannola da pivot per il Villaura, dall'altro lato il pivot dovrebbe essere al momento Esposito, e quella è effettivamente la posizione che sta assumendo Di Maria a sinistra, a destra Rizzo, dall'altra parte con Giannola vediamo Giannusa e Giangrande. Dunque li abbiamo detti tutti, ma adesso tocca a loro farci divertire. Inizia il secondo tempo di Mistral Villauria. Dorio, Di Maria si appoggia dietro da Dorio, pallone su Rizzo, poi Dorio ancora, Di Maria non vuole sbagliare nulla il Mestral, sa che il Villarreal è in partita e lo è praticamente dall'inizio, perché guarda caso chi sblocca la partita proprio il Villauria. Poi va sopra il Mistral, 2 gol, chi la recupera proprio il Villauria, e di conseguenza è una squadra che non molla mai, una squadra che chiaramente non puoi mai dare per persa, e che soprattutto non si dà per vinta. Una squadra abituata a questo genere di partite. Dicevamo, una volta in campionato ha vinto il Mistral, 5-3 il risultato, una volta ha vinto invece nella gara di ritorno il Villauria 8-7, che partita tra l'altro. Però poi quella forse più importante, playoff andata, ha vinto il Mistral 3-2 in casa proprio del Villauria, e questo è infatti il vantaggio, perché i risultati 2, però bisogna pensare al complessivo, e il complessivo dice 5-4 Mistral. Rizzo 1-2 con Dorio, non libera, poi lo ferma mister Gallo, però chiaramente la palla era già fuori, e dunque Giannusa, Giangrande, Giannusa ancora, Cassata, Giannola difende come sempre la palla, Dorio quasi con la testa a fermarlo, poi Di Maria per Esposito, che viene fermato prima che potesse andare sul mancino e concludere, forse con la punta, forse di collo, non lo sappiamo, però sicuramente avrebbe concluso bene. Un giocatore come lui è molto molto bravo. Anche segnato una rete importantissima, perché ha dato il là alla rimonta poi del Mistral, che si è concretizzata successivamente. Dorio, Rizzo rimonta poi con Di Maria, un gran bel pallonetto. Scavo e deve fare poco, si continua, non c'è fallo, va giù, ed è, vediamo, perché l'arbitro ha fischiato, una volta ha fischiato palla fuori, credo, perché non è calcio di rigore, anzi no, simulazione di Esposito, dice di no, da qua sembrava effettivamente esserci un tocco, non però per il direttore di gara, che addirittura ha ammonito il 23, ovvero Esposito. Poi Rizzo si arrabbia tanto con Di Maria, perché è un eufemismo. Giangrande, Giannusa in mezzo a 2, che giocata! Giangrande, Cassata, Giangrande 1-2 sbagliato, Di Maria la porta dietro saggiamente, sapeva che andare avanti in quel momento sarebbe stato, anzi sbagliato paradossalmente. Di Maria falciato, ed è, vediamo, forse calcio di punizione che fallo, giallo di Giangrande, vediamo se dentro o fuori dalla di rigore.
l'arbitro non sembrerebbe aver indicato il dischetto, di conseguenza dovrebbe essere calcio di punizione. Dovrebbe essere calcio di punizione. Nel frattempo è rimasto giù anche Scavo, con il collega invece di Liberto a fare valere la sua voce. Nel frattempo dentro Torcivia, fuori Esposito, ammonito in precedenza. Adesso toccano un po' i cartellini gialli, perché abbiamo avuto 2 gialli praticamente in nemmeno 40 secondi. Gara molto corretta, però i gialli ci sono. Non significa che sia una gara scorretta, chiaramente, però quando ci sono certi falli è corretto ammonire. Nel frattempo la posizione di Di Maria è sempre molto molto utile, perché quel tipo di lavoro che fa, partendo molto laterale ma poi tagliando verso il centro, mette in tanta difficoltà il Villaura. Nel frattempo Mistral che ha la possibilità di passare in vantaggio sul calcio di punizione, con Torcivia che a secondo palo, scortato da Giannusa. Rizzo, Dorio e Di Maria invece sul pallone. Vediamo chi andrà al tiro. Posso ipotizzare, da qui sembra Rizzo, però attenzione alla posizione di Dorio, e infatti Rizzo va al centro, Dorio calcia verso Rizzo, era uno schema riuscitissimo. Rizzo non la tocca, o meglio la tocca ma non la devia per pochissimo. Intanto dentro anche Muro, fuori Torcivia che è solo per la punizione. Dorio, Cassata lascia rimbalzare, poi Di Maria come sempre a dar fastidio in quel tipo di palloni. Dunque possesso Villaura in rimessa tra le corna e Cassata. Scavo si allarga, effettivamente prende lui il pallone, la carezza con la suola, pressione alta di Di Maria subito, molto feroce. Insomma, lo dicevamo, la posizione di Di Maria è un problema al momento, è un po' l'ago della bilancia che sta facendo pendere la partita verso il Mistral, perché si allarga tanto, poi taglia al centro, insomma non facile tenergli testa, poi va giù, Giannola si continua, contropiede Muro, avanza, Muro guarda la porta, allarga, conclusione di Maria, e qui poteva, anzi, cambio verbo modale, doveva fare di più. Si chiedeva un calcio di punizione o forse qualcosa di più. Effettivamente la spinta su Giannola sembrava da qui esserci stata. Però non per il direttore di gara, che invece ha preferito fare continuare. Sarà quindi rimessa con Rizzo. Dorio, pallone lungo, la tocca Giannola. Dorio, palla lunga, la controlla Di Maria come poi, mezzo e due, Gian Grande, Rizzo ancora, scoscia benissimo, Rizzo ancora con il destro, la difende, poi col sinistro il tunnel di Rizzo, ma non riesce a passare perché Cassata è più attento, allarga Giannola di prima, sfonda, Rizzo ancora, la tocca poi Dorio, sarà quindi calcio d'angolo, ma non c'è veramente un momento di pausa, mancano 7 minuti, ma la partita è ancora apertissima a tutti i risultati. Dorio fa sulla palla, Di Maria, Muro, non si punta Gian Grande che anche è ammonito, c'è Giannola prima, Muro va sul destro, lo salta, Gian Grande sul pallone, poi Di Maria trattiene un po', Giannusa si continua, Di Liberto per la rovesciata di Dorio, che ha provato, e speriamo che il fotografo presente oggi gli abbia fatto anche una bella foto, perché se la meritava per questa giocata. Nel frattempo è entrato in campo la Barbera, esordio in questa partita. Accarezza il pallone, la Barbera, finta, destro-sinistro, sbaglia. La fa sua Muro e poi lascia Cascino. È entrato per Di Maria, palla verso Rizzo, di nuovo il Cascino. Gian Grande libera tutto, in mezzo a due, sbaglia. Rizzo in piedi su Thomas la Barbera. Si allontana. Occasione ghiottissima per poter realizzare il 3-2. Rizzo, ma ha sparato addosso alla Barbera che si è fatto trovare lì prontissimo. Nemmeno Scavo ci sarebbe arrivato. Cascino punta la difesa, c'è Giannola che arriva a pressare, poi Muro libera Radei che scambia Rizzo, fa un buon lavoro da pivot, va giù, si continua, non c'è nulla, lotta con Giannusa, Rizzo ancora, sboccia, calcia con il sinistro e poi
palla liberata direttamente da Diliberto, la prende però Radaeghi. Nel frattempo fuori Rizzo dentro Torcivia, adesso si cerca il gol del capitano, il miglior marcatore stagionale. Muro salta l'ennesima volta l'uomo, poi mette dentro lo scalo che blocca dopo l'intervento di Giangrande che adesso sta giocando lui da centrale, poi sbaglia tutta la Barbera. Torcivia se l'è divorata, ha cercato la conclusione ma poteva, anzi doveva servire Muro. Intanto riecco Cassata, non può stare fuori nemmeno un momento, fuori con la 11 Giannosa e dunque sarà nel centrale di nuovo. Cassata, Giangrande, Giannola di prima, la Barbera se la sistema e calcia, non trova la porta, ma vuole entrare in partita la Barbera e lo ha dimostrato adesso. Muro, punta l'uomo, va sul destro, sterzata, chiama a sé il capitano Torcivia. C'è Radaeghi, servito, Muro, momento di pausa per Dorio, ma vedremo se poi entrerà in campo Cascino, destro-sinistro, va sul destro, Cascino! Viene murato ancora da un super Cassata, che probabilmente al momento è il man of the match. Cassata si concede ancora un dribbling su Radaeghi, la Barbera, Cassata ancora, Giangrande di prima, l'anticipo di Torcivia, molto bene, poi sbaglia il passaggio, Giangrande può ripartire, 2 contro 1, Giangrande, punta la porta, Giangrande, e ancora, recidiale, Cascino, per il calcio d'angolo non c'è nulla. Torcivia, contropiede, allarga, Muro, la controlla, destro, vuole rientrare Giannola, si prende anche il fallo. Invita l'astuzia di Giannola, Muro dice di no, ma Giannola dice sì, mi hai preso, poi batte 5-3-2. La Barbera vuole puntare, allarga il campo, Giannola taglia bene, poi ancora una volta intervento di Muro, questa palla stava tornando alla Barbera, quasi come se fosse una calamita. Cassata alza il pallone, Diliberto blocca e la mette giù, si concede il dribbling come sempre, Diliberto avanza, allarga con l'esterno, verso Torcivia, stava passando questa palla. Ma che portiere Diliberto! E non è solo un portiere, chiaramente. Sarà quindi rimessa laterale con Cascino che guadagna qualche secondo per permettere chiaramente a Diliberto di tornare in porta e permettere anche ai suoi di riposarsi un attimo. I ritmi sono veramente indemoniati questa sera. Torcivia, il blocco positivo di Radaeghi, poi Cascino, ancora Radaeghi, allarga. Muro, punta l'uomo, poi si appoggia, Torcivia, adesso sinistro, ancora, Torcivia! E Scavo se la ritrova lì, ma che magia di Torcivia ancora. A Torcivia probabilmente manca solo il gol, perché insomma le giocate le ha fatte. Giocatore sensazionale Torcivia. Cascino, punta l'uomo, sceglie di appoggiarsi da Radaeghi che guarda la porta, ci pensa un attimo, Muro sul destro, libera su Torcivia, prende un colpo, poi l'imboccato di Torcivia, fermato con la palla sulla Barbera che si concede un piccolo dribbling, poi l'apertura verso Francavilla di Liberto, rimane in piedi fino all'ultimo e nega l'1 contro 1, il 2 contro 2, ma che palo di la Barbera. La Barbera quasi senza vedere sapeva che Francavilla si sarebbe fatto trovare lei. Francavilla per Giangrande, ancora Francavilla, torna dietro, non rischia nulla Scavo. La Barbera si appoggia a Giangrande, apertura, Cassata, scivolata ancora, poi Cassata! Questa volta sbaglia il capitano, ma che chiusura ancora di Muro e di lei! Con quest'ultimo che chiede calma. Avrebbe fuori Torcivia, dentro Napoli, questo è il cambio, mister Cappello. Cascino si appoggia a Radaeghi,
imboccata a Napoli, vuole girarsi la Barberal, meglio sul rimpallo, poi lo stesso Napoli chiedeva un ultimo tocco. Francavilla, c'è molto alto Giangrande, Corradei che lo sta guardando attentamente, infatti ovviamente si cercava proprio Giangrande, però idea non positiva. Muro taglia verso il centro del campo, vede l'appoggio facile i compagni. Di Maria è entrato in questo momento. Napoli, Di Maria ancora, si prende il pallone, va a girarsi facendo leva sul fisico. Muro non riesce, quindi Di Maria, adesso Rodeghi e nuovamente Muro. Napoli non cerca l'imbucata, trattiene invece il pallone, lungo giro palla, quindi per il Milan, dicevamo, non è come nel basket dove chiaramente ci sono i 24 secondi entro i quali bisogna fare un'azione e qui bisogna tenere il pallone quanto si vuole, e il Milan lo sa bene perché lascia andare un lunghissimo tiki-taka. Chiaramente utile per fare passare il tempo. Al momento l'esordio di 2-2 e andrebbe benissimo al Mistral, che anche fallo di la Barbera ed è giallo. Diciamo, anche se il Villarreal dovesse fare un gol potrebbe andare bene al Mistral, o meglio potrebbe andare bene fino a un certo punto, perché si andrebbe ai supplementari e poi lì invece in caso di ulteriore pareggio sarebbe invece un risultato positivo per il Mistral. Però credo che questi calcoli siano un po' effimeri, bisogna fare parlare il campo. Nel frattempo dentro Torcivia che nuovamente come prima entra quando c'è un calcio di punizione, chissà che non diceva lui quel pallone. Fuori Napoli però ha la pettorina praticamente tolta, quindi credo che dopo questa azione rientrerà in campo. Di Maria libera per la conclusione forte di Muro e infatti fuori Torcivia, dentro Napoli come prima. Pressione alta di Maria, lotta la Barbera, esce in grande stile la Barbera Di Maria. Che partita che Di Maria. Ma quindi rimessa laterale per il Villarreal che si fa vedere in avanti, fa con la Barbera, è entrato bene in partita. Cassata, vuole spazio, la Barbera finta, ma sul destro di Libertà con i piedi, poi rischia un po' perché poteva allontanare, anzi doveva allontanare meglio questa palla. Cassata, dove il passaggio di Giangrande, si ritorna dal 10. Cassata, vuole girarsi, tocco intelligente di Libertà, blocca. Muro in mezzo a due, se ne va, che giocata, che giocatore, Muro ancora, Muro, calcio, deviazione, calcio d'angolo, ma che giocatore Muro. Quando punta in dribbling praticamente hai la certezza quasi assoluta che lui salti l'uomo, è un giocatore incredibile, sta facendo la differenza questa serata al Palauretto di Palermo. Ricordiamo, siamo esattamente a metà del secondo tempo, dunque mancano 10 minuti e 05. Per Segoretti non è l'esatta metà, chiaramente mancano 5 secondi per raggiungere, però insomma ci siamo capiti, perché manca veramente ancora una partita, c'è tantissimo da raccontare, sicuramente non ci stiamo annoiando in questa sfida tra Mistral Palermo e Villarreal, ma era qualcosa che un po' ci aspettavamo, perché le due squadre in classifica, ricordiamo, sono arrivate al terzo posto e al quarto rispettivamente, con punti che rispettivamente sono stati 42 per il Mistral, 37 per il Villarreal. Poi chiaramente primo e secondo posto per il Regalbuto e Marsala, primo posto Regalbuto, secondo per il Marsala, stessi punti, ma poi con un'incredibile volata fine del Regalbuto che ha avuto anche la vittoria proprio all'ultima giornata. Insomma, ci ha sempre fatto rimanere sulle spine fino all'ultimo secondo. Così è stato per il Regalbuto, che ha dunque ottenuto la promozione
Nel frattempo si ritorna in campo, vediamo se c'è qualche cambio, sì perché c'è Esposito, Di Maria, Esposito, Torcivia, Radei e Di Liberto. Poi invece vediamo la Barbera, Francavilla, Cassata, Giangrande e Scavo. Vediamo se magari negli ultimi minuti ci sarà anche possibilità di vedere il quinto di movimento. La Barbera lancia lì il pallone, Giangrande si gira, la Barbera appoggiato, Radaei, Cassata, sempre con una calma incredibile Cassata. Scavo rischia, infatti getta il pallone fuori, per poco Torcivia, Di Maria, Torcivia, ancora Di Maria, Giangrande con l'ultimo tocco che è del 7 maglia nera. Giangrande mette giù il pallone, si fa vedere Giannusa che è rientrato adesso per la Barbera. Di Maria all'alzata per Esposito, fa un buon lavoro da pivot, si appoggia di punta, Di Maria, Torcivia, adesso Radai al centro dall'appoggio ma si preferisce andare da Di Maria con Scavo, non è perfetto nel respingere il pallone ma comunque efficace, poi non riesce comunque a tenerla in campo, palla in calcio d'angolo, pallone bloccato da qualcuno del pubblico e palla restituita. Sarà quindi calcio d'angolo con Di Maria, chiama uno schema, una palombella verso Radei, dice la pressione di Giangrande, infatti non si rischia nulla, Di Liberto riceve la palla, poi la riserva nuovamente al compagno, Esposito spinge un po' con Francavilla ma non c'è nulla, Torcivia, Radei apre dalle parti di Esposito che comunque ringrazia il compagno per l'idea ma non è avvenuta in maniera positiva, andando fuori Giangrande un po' stanco, dentro Giannola che va subito a duello con l'avversario, Cassata a vuoto Esposito, Francavilla alza i giri del motore, poi il tocco verso il compagno, verso Giannusa, ma chiude molto bene qui la difesa. Giannusa sul sinistro, adesso sinistro, scambia 1-2 e si poteva calciare qui Francavilla. Liberto, libera Torcivia, la controlla col sinistro, rientra, scivolata ancora di Francavilla. Forse lo stesso numero 26 avrebbe potuto calciare in porta, non era facile, ma avrebbe dovuto fare, invece ha cercato una sponda in più, a mio avviso. Scavo, in campo Dorio, di testa subito la tocca, poi Giannola, uscito Radei, lo scambio ormai che abbiamo visto più volte, Radei per Dorio. Esposito, non lo vuole fare girare Cassata, ci riesce, poi quasi come Cattuso un po' a ringhiare. Di Maria, grande giocata ancora una volta, alza e gira il motore, Di Maria rientra, si appoggia da Torcivia, anticipato all'ultimo, da un super Giannusa che si autolancia, Giannusa allarga, Giannola sponda, Francavilla scivolata, forse fallo, no! Di Maria voleva il fallo, ma così non è per il direttore che era molto vicino, che dice per me si può continuare. I falli al momento sono 1 e 2. Cassata, Francavilla col tacco libero, ancora una giocata, 2 volte, 3 volte, e riporta su Giannusa. E palla alzata verso Dorio, ma intanto il risultato rimane così, rimane sul 2-2, grazie a De Liberto che qui fa una parata super, perché in 3 occasioni ha fermato Giannusa, la prima volta sicura, la seconda forse un po' di più, la terza era un po' più difficile, però. Francavilla, Giannola, scambia con Francavilla, Cassata, il taglio del 26, scortato da Rizzo che è appena entrato tra l'altro per Torcivia, dunque Rizzo, Dorio, Di Maria, Esposito. Infatti c'è un problema per il direttore di gara che ha bisogno di un po' d'acqua, dice Capitan Cassata.
Tutto ok? Se qualche problema, ci auguriamo che sia tutto ok per lui. Gioco momentaneamente fermo quando mancano 7 minuti e 16 secondi. Era veramente tanto divertente al momento. È attualmente seduto dietro gara, lo vedete dalle nostre immagini, però bisogna effettivamente capire. Al momento sta facendo quasi il gesto come se fosse mancata l'aria, probabilmente. Adesso viene anche aiutato a rialzarsi e applausi da parte del pubblico. Oggi veramente spettacolare da ambo i lati, chiaramente. Tutto ok, sta parlando anche Giannusa con lui, dice ho bisogno di respirare. Vediamo se dovrà subentrare il crono o se invece non ci sarà di bisogno. Ricordiamo crono del signor Claudio Martinico di Marsala. In questi casi è il crono a prendere il posto, però vediamo se effettivamente c'è questa possibilità. Sembrerebbe essere tutto rientrato. Era rimessa laterale. Nel frattempo Dorio allontana Giannusa, poi anche Di Maria, con Giannusa e Dorio che si abbracciano dopo qualche spintone. I due si conoscono. È rimessa nell'aura, quindi. Con Francavilla sul pallone non ci sono stati cambi, quindi gli stessi 10 che erano in campo quando mancano 7 e 16. C'è ancora veramente tanto da raccontare, è praticamente una partita intera. Giannusa sceglie il mancino, entra dentro, palla al centro verso Giannola, poi l'anticipo Cassata può calciare con la punta. Non è fortunato questa volta, lo è stato nei primi 2 tentativi oggi con 2 gol. Questa volta non è altrettanto bravo per cercare la porta, non l'ha trovata, però la sua partita rimane comunque monumentale. Calcio d'angolo Mistral con la palla corta verso Rizzo, conclusione quasi per liberarsi del pallone piuttosto che cercare la porta quando mancano 6 minuti e 52 secondi. Scavo Giannusa, ecco Francavilla, Di Maria le pressa sempre tanto bene, poi Dorio, la palla rimane in campo, testa di Di Maria, poi Rizzo col petto, Francavilla, palla che rimane lì, quasi un flipper, poi nuovamente ad allontanare da Francavilla, poi conclusione fuori da parte di Roberto Dorio che ha un grande tiro, però questa volta non lo dimostra, era anche molto complicato. Poi Dorio invece dimostra come si fa la scivolata per anticipare, perché è perfetta. Poi anche di Foster rimettere il pallone in campo, partita di Antetokounmpo, grande giocatore dei Milwaukee Bucks, insomma, uno dei giocatori dell'NBA più forti al momento. Sbaglia Di Liberto, è fortunato nel rimpallo, poi Dorio. Il tempo è dolorante Di Liberto, forse qualche problema per lui, vediamo se potrà continuare, in caso potrà subentrare Giglio, rimane in piedi, Giannola allarga per la conclusione da fuori di Giannosa. Di Liberto la rimette in campo, sembra essersi ripreso però. Poi sbaglia il rinvio perché sta uscendo dal campo Esposito e come regolamento c'è anche giallo per il neoentrato, che dovrebbe essere stato Cascino se non abbiamo visto male. Intanto dentro anche Giangrande, ennesimo giallo della partita, insomma sono veramente tanti. Fuori Giannusa, dentro Giangrande, questo è il cambio di Mister Gallo. Cassata, Francavilla, si appoggiano, poi Di Maria ancora onnipresente in ogni parte del campo. Che partita di Di Maria, per lui solamente 5 gol in stagione, ma
gara superlativa quest'oggi. Rizzo si gira dopo una finta, può liberare sull'esterno Cascino che punta l'uomo, Cascino, Francavilla mette il piede nel punto giusto, poi Di Maria libera ancora Cascino, sempre Dorio. Rizzo, finta e controfinta, poi sceglie il passaggio sul compagno dietro che Dorio adesso la cercando per Reteghi, ma c'è anche un tocco con il braccio, forse qualche protesta in panchina. Nel frattempo Murò parla con Di Maria, lo chiama anche a gran voce dicendo adesso tocca a me. Murò l'allunga Giangrande, non ci arriva invece Cascino che chiaramente si accontenta della rimessa laterale, che comunque è un ottimo risultato perché rimane sempre in zona offensiva quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Rischia Radei, Rizzo sulla pressione di Francavilla, pallone centrale, poi allunga le grandi leve Giangrande, la tocca col compasso ma Murò batte la rimessa laterale, 1-2 con Radei, Muro ancora al centro, Cascino fa un gran bel lavoro da centrale, si gira, si appoggia, Rizzo si gira meravigliosamente, pronto la porta, ma Rizzo non è la prima volta che si gira in questo modo, finta di andare indietro, si gira poi tutto d'un tratto al centro e poi caccia con la punta, non è fortunato ma è nelle giocate. Scavo, Rizzo, Francavilla, ma piccolo momento di pausa quando mancano 4:36. Vediamo se ci sarà spazio per il quinto di movimento. Scavo potrebbe farlo, potrebbe anche entrare uno dei giocatori in panchina per permettere questo tipo di giocata. Nel frattempo si cambia la maglietta Giannola. Due a due il risultato. Nel frattempo ne approfitta per bere anche Cassata, che di energie ne ha spese e come se ne ha spese. Ricordiamo che in caso di pareggio nel punteggio complessivo, quindi in questo momento no, perché si è sul 2-2, fa fede anche il risultato di andata, solo in quel caso ci sarebbe la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi nel caso di parità ulteriore passerebbe il Mistral. Nel frattempo chiamavamo il quinto di movimento e credo che lo vedremo a breve, perché Giannola, se non abbiamo visto male, si è messo la maglia verde e quindi questo significa soltanto una cosa, ovvero quinto di movimento. Questa è la soluzione di Mister Gallo per gli ultimi 4 minuti, effettivamente è una scelta corretta, bisogna fare il tutto per tutto e in 4 minuti si può veramente fare di tutto. E infatti sta parlando a colloquio proprio con Giannola in vista proprio di questo schema. Nel frattempo dentro Dorio, fuori Rizzo e adesso abbiamo il doppio centrale con Dorio e Redei indietro, Murò e Torcivia a fare la guerra lì davanti. E si parte di gioco di quinto movimento perché Giannola, lo vedete, è lì con la magliettina verde. Quindi niente casacca, direttamente maglia verde per Laurea. Ed è quinto movimento, rientra in campo anche Badalamenti, che non è entrato nel secondo tempo, buon primo tempo. Giannusa, Badalamenti, pressione alta di Muro, al centro, Giangrande, si confonde per sé, vedo un uomo lì laddove non c'è, e quindi Radei per Dorio che guarda la porta, in porta c'è Giannola, non è un portiere chiaramente. Aggiunto Torcivia, si continua, non c'è nulla. Badalamenti in bucata! Che credo a tutti! E fa il gol del 3-2 e in questo momento si andrebbe ai tempi supplementari. Che gol! Ancora di Capitan Cassata. Gol bellissimo! Si è fatto trovare pronto con questo tiro, un piccolo scaletto per biffare di Liberto. Adesso fuori Dorio, fuori Torcivia, riecco in campo Cascino e riecco in campo anche Rizzo. Dunque si ritorna sui suoi passi. Muro, sbaglia il passaggio, adesso un po' di paura. Inizia anche ad esplodere
ed aumentare i decibel del Paloreto, il valore delle Villaura che ci crede. Badalamenti, Cascino fa la grande chiusura, entra Onnel, e stavolta è fallo e giallo per Cassata. Briciolino Cassata, per la qui sembrava effettivamente sul fallo. Tripletta, meno of the match, credo sia assicurato per lui. Il giallo non va a sporcare per nulla la sua partita, questo è sicuro. Andrà Muro a battere calcio di punizione, ma sarà un appoggio facile verso Radaegli. Da lì poi si inizierà un'azione insistita. Rizzo sta subito in pressione, Muro sceglie la velocità come sempre, salta anche come sempre, poi scarica sul pallone per la conclusione. Forte di Giannusa 2 volte, palla al centro di Limberto, super sul tiro, e il badalamento di Limberto si rivela qualcosa. Due scherzano. Avevamo detto non c'è mai lo spazio per riposarsi un attimo, i ritmi sono indemoniati, ma credo che la posta in palio quest'oggi un po' ci facesse capire questo tipo di sensazioni. Sbaglia intanto Giannusa, Barrizzo a battere, Muro, Radaegli, Muro, Rizzo si dimentica per un istante il pallone, poi lo ritrova subito dopo. Rizzo ancora, viene il tocco da Muro, rientra sul destro, c'è la sovrapposizione del compagno ma non viene servito. Radaegli, pressione alta da parte delle Villaure che non lascia spazio veramente a nulla. Muro contro Giangrande, quasi sempre tutti i dribbling sono arrivati per il numero 8, questa volta non lo tenta, vuole provare un'azione compassata, poi cerca Rizzo il tocco, non c'è nessuno però. Giannola, poi va un po' troppo forte ed è fallo, quarto fallo. Adesso attenzione perché i tiri liberi potrebbero essere una soluzione per il Mestral, ipotizzare per il Villero è un po' difficile, soltanto un fallo si è fatto, si continua. Cassata con il dribbling ancora, Cassata, libera Giannola e poi gli Limberto blocca, dovuto fare i partiti suoi. Rizzo è solo, Rizzo rientra, Rizzo, scava palo, ma Rizzo ancora allontana il pallone, Limberto la blocca, calcio fortissimo, Giannola direttamente da Radaegli. Quante emozioni questa sera alle Palaureto di Palermo, mancano 2 minuti ma sembrano veramente essere infiniti. Radaegli, il blocco di Cascino su Cassata, poi è stato sbagliato. Rizzo rientra sul sinistro, adesso Radaegli, Cascino, secondo palo, non c'è nessuno. Ricordiamo che in questo momento sarebbero tempi supplementari, 2 tempi da 5, poi in caso di risultato identico ad adesso o comunque di vantaggio Villario di un gol vincerebbe il Mistral per il miglior posizionamento in classifica. Dato cambio fuori Cassata, anche abbastanza stanco, dentro Carmelo Giannusa. Scavo, Giannola, mette giù la palla complicata, la tocca Radaegli, non c'è della rimessa, non poteva fare altro. Badalamenti, è lui centrale, Giannusa, fa sul mancino fermato da Cascino. Invocata Giangrande, calcia male, però la palla era, credo, in movimento, nel rischio del dietro di gara. Infatti il cambio di rimessa, è stato in campo anche Di Maria per Cascino, un po' stanco il numero 9, oggi forse non ha brillato come sempre. Il Liberto nel frattempo
lancia il pallone dal collega Scavo, pressione altissima, Giannola, si è rialzato Gianlusa, imbucata, sbagliata, Ratai, sempre molto elegante, poi Muro prende il tempo ancora, Muro, calcio! Stava arrivando Di Maria, Muro non l'ha visto e ha calciato in porta. Entra in campo anche per Capitan Carcivia. Di Maria si ferma, allarga il gioco da Radei. Muro si cerca la giocata del numero 8, si gira, calcia, palla che rimane Di Maria, Scavo al Carcivia e non riesce a calciare come avrebbe voluto. Bella finta, poi non trova il pallone per calciare, si rimane sul 2-3. Giangrande vuole girarsi, imbucata, palla sul secondo palo di Liberto e riparte con Carcivia, si butta in avanti di Liberto, palla dentro Giangrande e di Liberto ancora e palla. Anche giallo per Di Liberto. Giallo forse un po' eccessivo, è meglio per il fallo forse no, ma piuttosto per le proteste. Intanto Cassata è pronta a entrare, ma mancano 3 secondi. Credo che ormai si vada unicamente ai tempi supplementari. Scavo andrà sicuramente lunghissimo per buttare in mezzo l'ultimo pallone, la lascia però Badalamenti, c'è Torcivia in barriera. Badalamenti cerca la porta addirittura, manca un secondo sul rinvio di Liberto, terminerà anche il tempo regolamentare, poi va infatti lungo, Torcivia mette la palla giù, difficilissimo. Dunque c'è ancora tempo per divertirsi, c'è ancora tempo per scoprire la squadra che andrà al turno successivo, ai quarti di finale, tra Mistral e Villauria. Piccolo momento di pausa, ma vi diamo lo spoiler, rimanete qui perché sono qui in esclusiva il primo tempo supplementare della sfida tra Mistral e Villauria. Tra poco. Ricordiamo per chi non lo sapesse, ma siamo sicuri che sapete benissimo tutte le regole di questo meraviglioso sport. 2 tempi da 5 minuti. In caso di ulteriore parità sarà il Mistral a passare al turno successivo. Vediamo. La parità al momento è bellissima e ci sono tantissimi tifosi pronti a dire la loro. Per questa partita che al momento è veramente tanto divertente, però possiamo dire una cosa, lo sapevamo già in realtà, quando queste due squadre si affrontano non è mai una partita banale. Ricordiamo 5-3 il risultato per il Mistral nella gara di andata di campionato. Ritorno, vittoria Villauria 8-7, che partita! Andata, playoff, vince il Mistral 3-2 in trasferta, finale, chiedo scusa, ritorno tra Mistral e Villauria, vince nei tempi regolamentari il Villauria 3-2 e adesso possiamo dire un po' la cosiddetta bella, perché il risultato è di 2-2, possiamo dire
2 vittorie a testa nei minuti regolamentari. Adesso però forse il momento più importante, quello che serve ad entrambe le squadre, dove devi fare quel qualcosa in più, dove devi prendere il quid in più, come si suol dire. E adesso bisogna giocare seriamente, adesso bisogna giocare al 100%, non bisogna lasciarsi andare a nervosismi, ma anche a inutili proteste. Adesso c'è soltanto una cosa, ovvero giocare a calcio e vincere per passare al tempo successivo. Questo sarà sicuramente il monito di entrambe le formazioni. Villaura da sinistra verso destra, destra verso sinistra invece per il Mistral. 2-3 risultato, mancano 5 minuti, sarà il primo tempo e ricomincia adesso. Nel frattempo Giangrande, Scavo, Giannusa, Badalamenti e Giannola, questo è il quintetto del Villauria. Mistral, tanto ritorniamo qui perché Giannola subito impegna Di Liberto, dicevamo Di Liberto, Torcivia, Murò, Di Maria e Radaegli, il quintetto intanto è fatto con il braccio non ravvisato a vittoria di gara, non c'è nulla, l'ha presa con il fianco per l'arbitro. Badalamenti, ex Mazzara, si appoggia da Giangrande. La notizia è che non è in campo Cassata. Giangrande parte in velocità, Muro lo ferma, poi Radaegli vola un dribbling, il fisico di Badalamenti perfetto. Giannola spalla la porta come sempre, Muro va a rubare il pallone, lo fa suo, lo tiene là. Badalamenti che viene invitato a arbitreggiare. Ricordiamo i falli non si azzerano, dunque 2 e 4, 2 per il Villauria, 4 invece quelli in favore del Mistral, dunque 2 falli per avere il tiro libero. Intanto esce fuori di Dio. Credo sia stato espulso di Dio perché ha lasciato il campo per proteste, forse per quel tocco con il braccio. Dunque il rosso per Di Dio che adesso non entrerà in campo sicuramente. Murò, Radaegli, ancora Murò, Torcivia, Di Liberto, espulsione che non ha comportato chiaramente un'inferiorità numerica perché Di Dio era in panchina, quindi nessuna inferiorità, quindi 5 contro 5 chiaramente. Di Maria, Radaegli, Di Maria la controlla, la appoggia, Di Maria e poi perfetta la chiusura di Badalamenti. Giangrande pressione quasi come un pendolino Di Maria che non smette il momento di correre, contropiede per Giannusa che va giù e Torcivia non c'è nulla. Torcivia allarga il gioco, Muro adesso si lascia andare uno dei suoi soliti dribbling, e il tocco sempre stanco. Giannola contropiede, Giannusa vuole il destro, Giannola incrocia male. Mancano 3 minuti e 5 secondi. Nel frattempo Cascino è pronto a entrare, forse per Muro che è un po' stanco, lascia il campo. Di Liberto la controlla Cascino come un po' col petto, un po' con il braccio, palla fuori con Cassata che rientra per Giannusa. E dunque rimessa laterale, sempre capitano Cassata a battere con Scavo vicino a lui. Giannola mette giù l'ennesima palla complicata nonostante la pressione, poi la va a rubare, la perde, la riruba e la perde ancora per fallo. Bianchi giallo, pioggia di cartellere ed è quinto fallo. Adesso il prossimo sarà tiro libero. Cassata dice di no, però il conteggio è corretto, è quinto fallo.
E questa potrebbe essere una delle chiavi della partita, perché il tema tiri liberi è interessante, è sempre interessante. Quando mancano 7 minuti e 48 secondi alla fine della partita, 2,48 per il primo tempo, chiaramente invece sono altri 5 poi da giocare. Una partita che ci sta veramente regalando tante emozioni e possiamo dire la verità, ci stiamo godendo questa serata. Rizzo, però il dribbling, Giangrande chiude, Scavo rischia tanto, poi Giangrande nuovamente con un altro rischio, cassato, contropiede, contropiedi perfetti da parte degli ospiti che non sbagliano ancora una volta, e Cassata a realizzare non il gol con l'assist, Giangrande non sbaglia. Adesso c'è anche il tifo del Villora qui a caricare i propri beniamini, ma anche il mister si fa sentire e sa bene che nulla è perduto. Un gol significherebbe arrivare sui 3-4 e lì significherebbe passare, perché se il risultato dovesse terminare con il Villora sopra di un solo gol, sarebbe comunque il mister andare ai quarti finali. Dunque basta soltanto un gol per pareggiare i conti. Cascino, Dorio, Di Maria, Dorio, Rizzo, ancora Dorio, Di Maria, uno dei migliori quest'oggi, Cascino, va giù, Giangrande, non c'è nulla però su Di Maria, da parte di Di Maria. Dorio, imbucata, c'è una deviazione, adesso Mistral che sicuramente vorrà cercare un intervento falloso da parte del Villara per guadagnarsi la possibilità di andare al tiro libero con tanti tiratori. Dorio, Arcivia, Murò, Cascino, insomma anche Di Liberto potrebbe battere, insomma. Di Maria, Rizzo, Cascino, Rizzo ancora imbucata da Di Maria che accarezza il pallone, cerca l'imbucata ma non sbaglia, poi un rimpallo lo favorisce. Dorio ancora, Rizzo, destro-sinistro, appoggia da Cascino, Giannola ed è tiro libero. Perché giallo rosso! Rosso per Giannola! Allora, il tiro libero è giusto perché il fallo di Giannola era evidente, però forse i dubbi sul rosso un po' eccessivo mi verrebbe da dire, non era un fallo cattivo, era un fallo sul ritardo, però un rosso un po' eccessivo, diciamo. Però il tiro libero è corretto perché il fallo comunque c'è stato. I dubbi sono al massimo sulla possibilità di un rosso o meno, ma non sul fallo, quello c'è sicuro. Sarà quindi tiro libero e andrà Marco Torcivia, il capitano, per lui 23 gol in stagione, ma veramente lo infastidisce un po'. Muro lo allontana, si spingono i due. Torcivia che ha segnato nella gara di andata, ricordiamo. Adesso il Villora, se dovesse subire gol, riavrebbe la parità numerica chiaramente, ma quando non lo subisse sarebbe per 2 minuti, quindi per tutto l'intero minuto e poi alla fine del primo tempo più un minuto successivo in 4 uomini, vedremo. Andrà Marco Torcivia, un mancino incredibile, sì.
Porci via, conta i passi! Porci via! Risultata! Punto verso il cielo! E abbracciano i tifosi! 3-4. E le Mistral l'ha rimessa dalle sue parti. Risultato di 3-4, dal momento sorride al Villaura che può fare rientrare chiaramente un uomo in campo. Nel frattempo fuori Badalamenti e in campo va la Barbera, poi dentro anche Giannusa. Il dribbling perfetto, calcia di Liberto con il piede a di no, la Barbera, Gian Grande, Rizzo, dribbling difficile ma riuscito, poi allunga questo pallone direttamente a Scavo. La Barbera, Cassata, palla imbucata verso Cassata, Dorio. Buona chiusura di Liberto, si riparte, cosa chiede? Muro, Scavo! La blocca, ma subito sopra poi Dorio mette l'ennesima pezza alla sua partita, poi Rizzo allarga per Cascino e ancora Scavo con la punta, il tiro del 9, Scavo se prova a respinge, che partita! Di Liberto non ha fretta di battere, mancano 14 secondi, il tempo chiaramente è fermo, però spezzare i ritmi sarebbe comunque qualcosa di positivo. Non c'è fretta, voglio fare passare questi 8 secondi, 7 secondi, 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e finisce anche il primo tempo. Dunque adesso è testa al secondo con gli altri 5 minuti che ci accompagneranno alla fine di questa partita. Ricordiamo che in questo momento dovesse finire così sarebbe il Mistral ad andare ai quarti di finale nonostante questa eventuale sconfitta, perché fa fede la classifica e la classifica dice Mistral terza, Villaurea quarta. Quanto è importante arrivare anche sopra in classifica in questi momenti, perché in partite così, quando il risultato praticamente è fermo ed è su una bilancia che può prendere destra e sinistra in qualsiasi istante, è importante essere sopra in classifica. È già in campo il Mistral con Rizzo, con Muro, con Dorio e Cascino. Adesso anche di Liberto che sta parlando con il collega Giglio. Villora ancora che non è rientrato sul terreno di gioco, ma sicuramente andrà Scavo che infatti prende il suo posto adesso. Si leva la pettorina anche Francavilla, in realtà leva la maglietta. Chissà che non sia lui a forse fare il quinto movimento, perché infatti si mette lui la maglietta verde e lui il quinto movimento. Però non adesso, lo fa dopo. Poi Giannusa, Cassata, Gian Grande e la Barbera. Mancano gli ultimi 5 minuti, poi conosceremo anche la squadra che approderà ai quarti di finale. Ci aspettiamo un quinto movimento per il Villaurea, perché vediamo come effettivamente Francavilla si sia levato la magliettina per mettere quella del portiere e quindi ci sarà il quinto tra qualche minuto, tra qualche istante, anzi forse qualche secondo. Cascino, c'è il taglio di Rizzo, non lo serve e si va dalle parti di Muro che punta l'uomo, va al centro, Muro. Ricordiamo sempre 5 i falli del Villaurea.
Dunque il prossimo intervento irregolare sarà tiro libero di trattenuta di Rizzo. Ed è giallo per Rizzo, era già ammonito, e dunque cartellino rosso. E ci viene molto arrabbiato. Dentro Di Maria, fuori Cascino, bisogna difendersi. Adesso credo che il quinto movimento possa arrivare per il Villauria, perché quando si è sopra nel numero delle persone, dei giocatori in campo, fare pure il quinto movimento potrebbe essere importante. Al momento però sembra non volerlo fare. Thomas La Barbera, per lui è nazionale, ricordiamo, è molto giovane ma già con una grande esperienza. I giovani con i grandi. La Barbera insiste verso Cassata, ancora La Barbera, giro palla ancora sul capitano, La Barbera, Giangrande, si cerca uno spiraglio che al momento non c'è perché Murò, Dorio e Di Maria lo difendono bene. La Barbera, Giangrande, quasi una filastrocca. Poi La Barbera appoggia Cassata, La Barbera, Giangrande può calciare dentro, secondo non sbaglia capitano, e fa 3-5. Villauria vicinissimo più che mai all'impresa, nonostante fossero sotto del risultato. Il Villauria non ha mollato mai. Adesso stiamo del risultato, lo faremo dentro Cascino per ristabilire la parità numerica. 3-5 risultato, mancano 3 e 45 secondi, risultato di 3-5, ma ricordiamo soltanto un gol separa le squadre, perché in realtà è il pareggio, sarebbe il misto da passare. Dorio, Muro calcia con lui, potenza, fuori. Dorio cerca il pallone dentro, sbaglia, poi scivolata e fallo. Vedete che il mister in campionato in casa ha avuto 9 vittorie e una sola sconfitta. Dunque è una squadra che dentro a casa fa veramente tanto paura. L'unica sconfitta è stata contro il Regal Buto in casa. Il Regal Buto è la squadra che ha vinto il campionato, quindi insomma non una sconfitta banale, 2-1 il risultato. Muro, mancano 3 minuti, Di Maria c'è tutto il tempo però, c'è ancora una partita intera. Muro, a casa il pallone, Giangrande non vuole concedere nulla, c'è spiraglio e Cascino, Di Maria ancora, Muro, finta e controfinta, va sul destro, sceglie l'esterno e finisce caldo. Scavo, va lunghissimo di Liberto in uscita, tiene anche il pallone, si concede anche un piccolo dribbling, torci via, Di Maria, Cascino, torci via, Salvatore Muro, accarezza il pallone, sempre tanto tecnico, sceglie il mancino, mette dentro la palla, va dalla mente, molto bravo a deviarla, poi Giangrande la tocca, sarà calcio d'angolo dentro per torci via, e tocca anche il palo probabilmente.
ma scavo la corta, la Barbera, pressione alta, Gian Grande sbatte però sul muro. Scavo, Rocca, come direbbe qualcuno, questo pallone diciamo che non ha spazzato, non ha valutato lo stile spazzando questa sfera. Di Maria si gioca con il quinto con Di Liberto, che sappiamo essere un quinto di movimento molto utile. Di Maria, Di Liberto, ci sono fischi. Di Maria, Di Maria, Di Liberto, allarga, torce via, ma il secondo palo, scavo, bravissima spaccata, poi esulta, Di Maria, Muro, ancora Di Maria, torce via, con Cassata che lo guarda attentamente, finta del suo sinistra, sceglie il mancino, si destina sul pallone, poi contro la porta, contro Di Liberto, non viene da non passa, Di Liberto ancora, ora che rimane lì scivolata, e giù che rimane la Barbera. Incredibile quello che è successo, poteva calciare verso la porta, la Barbera non l'ha fatto, si è allargata ancora, ha messo il pallone dentro verso Badalamenti, poi quest'ultimo ha commesso fallo ed è tiro libero quando manca 1 minuto e 10. Terciglia l'ha segnato in precedenza, vediamo adesso se si presenta nuovamente lui a Raccascini. Nel frattempo c'è un cambio, perché non va Scavo. C'è un cambio in porta, è uscito Scavo. E Azzarello il portiere. Vediamo se Azzarello riuscirà a rispondere presente. Azzarello contro Torcivia, ha segnato il precedente, non cambia il battitore, cambia il portiere. Badalamenti poi parte, lo passa davanti per fissare il poco. C'è un'attenzione incredibile, alcuni sono girati, alcuni altri invece sono con il telefono pronto a immortare questo momento. Torcivia, altri si girano semplicemente. Va Torcivia! E marca Torcivia, è una sentenza, non sbaglia mai sul tiro libero, ma intanto c'è il quinto movimento, mancano 70 secondi, anzi 69, deve 32. Cassata, predica calma da capitano. C'è ancora tempo per giocare, c'è ancora tempo per regalare emozioni, e credo che chiunque abbia visto questa partita sappia che quello che stiamo dicendo è correttissimo. Badalamenti, mancano adesso solamente 60 secondi in questo preciso istante. Badalamenti insiste, Francavilla si torna dietro, rinvia Muro. La Barbera per Badalamenti, Gian Grande, non mollano, Francavilla di Liberto, la blocca calcio verso la porta, Badalamenti con la testa, sarebbe probabilmente finito in porta questo tiro.
e rimessa di Laura. Mancano 33 secondi, ma sappiamo che il tempo effettivo possono essere e saranno di più. È veramente una parità incredibile. Tanti gialli, 2 espulsioni. Parità però corretta in realtà. Falli regolamentari di giochi classici. La Barbera per Badalamenti, chiude gli occhi Gian Grande che cerca la porta, respinta, di Liberto blocca e verso il calcio. E qui la chiude definitivamente il Brescia, perché il risultato di 5-5, l'abbraccio di Liberto con la fidanzata sicuramente. L'abbiamo effettivamente detto all'inizio della nostra telecronaca, Filiberto non è solo il portiere prova tra i pali, è molto forte con i piedi, ha segnato tanti gol nelle giovanili ed effettivamente oggi è forse il gol più importante della sua giovane carriera. Mancano 10 secondi, manca veramente pochissimo. Scavò a lungo per Badalamenti che si gira e si caccia. Badalamenti svende Di Maria e poi solo così e finisce la partita. Vince il Ministero e passa ai quarti di finale di Benassi. Risultato di 5-5, ma è stata una partita veramente bellissima. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo dentro un po' di percussione. Vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Vi do Marco Gennuse, Mister Fisi, è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.